Buongiorno, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo insieme i principali titoli. Il racket del pizzo e il controllo del carro estinto all'ospedale Villa Sofia di Palermo in mano al mandamento mafioso di Re Suttana. Imprenditori e insospettabili professionisti tra i 18 arrestati nel blitz. Le intercettazioni hanno una città nelle mani. In un video diffuso dalla polizia le immagini relative alla recente sparatoria di Nesima a Catania costata la vita a un albanese. Le telecamere di videosorveglianza riprendono 3 persone che fuggono in scooter da via Cantone dopo l'esplosione di 3 colpi. Convalidati altri 2 fermi, ancora poco chiaro il movente. A Gela, militari statunitensi e italiani commemorano gli 80 anni dello sbarco degli alleati in Sicilia. Cerimonia sul ponte di Rillo con l'appello dei 39 soldati morti nella storica battaglia della Seconda Guerra Mondiale. Metalmeccanici in corteo a Milazzo per lo sciopero nazionale programmato dai sindacati, chiesti investimenti e lo stop agli appalti selvaggi. Maturità conseguita con un anno di anticipo per meriti speciali. Parla ai nostri microfoni Nicole Inzalaco, la studentessa di Serra di Falco, diplomatasi con il massimo dei voti al liceo scientifico di Canicattì. E apriamo con la cronaca nera, insomma, come dicevamo, blitz al mandamento di Re Suttana a Palermo, 18 arresti, fra cui alcuni insospettabili, un commercialista, un notaio, imprenditori vari. Il questore Laricchia spiega: c'è una borghesia mafiosa a servizio di Cosa Nostra. Il clan aveva anche il controllo dei servizi funebri presso l'ospedale Villa Sofia di Palermo. Sentiamo Lorena Dolci. Hanno una città nelle mani, dicevano gli uomini d'onore intercettati, riferendosi ai vertici della cosca. Il clan è quello di Re Suttana, uno dei più ricchi di Palermo. Dopo anni al 41 bis ne ha ripreso saldamente il controllo Salvo Genova, storico alleato dello Piccolo e dei Madonia, uomo di peso insomma. Di lui un favoreggiatore de Graviano diceva: Genova è il tutto. Il boss è tornato, impartisce ordini, risolve controversie, dà istruzioni, in una parola comanda. Resurrezione si chiama infatti il blitz della polizia, che ha portato a 18 arresti per boss, gregari, estorsori, ma anche professionisti e piccoli e medi imprenditori, quella zona grigia che con la mafia fa affari e va a braccetto. L'indagine, coordinata dal procuratore Maurizio De Lucia e dall'aggiunto Marzio Sabella, mette assieme tutti i tasselli di quelle complicità. Mente imprenditoriale dell'organizzazione, il commercialista Giuseppe Mesia, arrestato per associazione mafiosa, era andato fino a Milano per salutare il boss all'uscita dal carcere di Opera. Se noi non parliamo, io non faccio, gli aveva detto. Il notaio Sergio Tripodi è finito ai domiciliari perché avrebbe mandato un gruppo di mafiosi a liberare alcuni appartamenti appena acquistati. L'inquilino protestava: non dovevate venire voi, io penso che doveva venire la legge, ma la legge a Re Suttana è quella mafiosa. All'imprenditore Giovanni Quartararo, patron dell'omonima catena di negozi di calzature, contestano invece di aver organizzato incontri riservati per conto dei boss, vicini anche ad un altro imprenditore, Benedetto Alerio, della società che gestisce le pollerie Savoca, di cui il GIP ha disposto il sequestro. Fra gli arrestati c'è poi l'imprenditore edile Agostino Affatigato. Una borghesia mafiosa, ha sottolineato il questore Laricchia, che non ha esitato a mettere a disposizione le proprie competenze a vantaggio di Cosa Nostra. Il territorio poi si controlla con l'estorsione a tappeto. Gli imprenditori si mettono a posto con il classico rito della bacinella in cui si versa il pizzo. Il racket non risparmia nessuna attività, neanche i funerali. Le indagini hanno accertato il controllo e la gestione delle agenzie funebri presso l'ospedale Villa Sofia di Palermo. La gestione del pizzo avrebbe creato anche delle fibrillazioni tra i 2 mandamenti confinanti, Re Suttana e San Lorenzo, definite nel corso di una riunione chiarificatrice tra i rappresentanti delle 2 famiglie. E ci spostiamo a Catania, torniamo a parlare della sparatoria avvenuta nel quartiere di Nesima. In un video diffuso dalla polizia le immagini della fuga di 3 persone in sella a uno scooter. Sono gli autori dell'omicidio del ragazzo albanese e del ferimento di un italiano avvenuti il 30 giugno scorso. Oltre a Di Benedetto, la procura ha emesso altri 2 decreti di fermo convalidati dal GIP. Sentiamo Emanuela Corsi.
È il 30 giugno. Nel quartiere di Nesima mancano pochi minuti alle 13. Grazie a questa telecamera posizionata su un edificio nei pressi di via Cantone si vedono passare 2 scooter a distanza ravvicinata l'uno dall'altro e un'automobile bianca che svoltano a destra. Pochi secondi di silenzio e si avvertono chiaramente 3 spari. Sono le 13:17. Poi la fuga in 3, in sella ad un unico scooter che viene ancora ripreso da altre telecamere di videosorveglianza. Sono queste le immagini diffuse dalla polizia della sparatoria avvenuta a Nesima che ha portato all'arresto di 3 uomini. A finire in manette sono stati Giovanni Di Benedetto, di 27 anni, Antonino Castelli, di 33 anni, Pasqualino Ranno, di 29 anni, gravemente indiziati dell'omicidio ai danni del cittadino albanese morto 3 giorni dopo in ospedale e del tentato omicidio nei confronti di un uomo italiano di 43 anni, nonché dei reati di porto e di illegale detenzione di armi. Dopo l'arresto di Di Benedetto, che si è costituito spontaneamente, anche nei confronti di Castelli e Ranno sono stati emessi 2 decreti di fermo. Per tutti e 3 il GIP ha convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare in carcere. Le indagini erano scattate subito dopo la segnalazione di colpi di arma da fuoco e del conseguente ferimento di 2 persone in questa palazzina al numero 10 di via Cantone, dove sono state rinvenute 2 ogive, una pistola semiautomatica calibro 38, 3 bossoli e 3 cartucce. Il movente resta ancora da chiarire. Le indagini, alle quali un cospicuo apporto è stato fornito dalle dichiarazioni rese da abitanti della zona e dalle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza, proseguono non solo per accertare meglio la dinamica dei fatti, ma anche per chiarire le motivazioni, che secondo la procura etnea sono verosimilmente riconducibili a contesti illeciti. La sparatoria di Nesima non è l'unica avvenuta in città in questi giorni. L'ultima quando un incensurato di 32 anni si è presentato al pronto soccorso dell'ospedale Garibaldi Centro con una ferita d'arma da fuoco al gluteo. L'uomo non ha fornito indicazioni sulla dinamica dei fatti. Tra il 5 e il 6 luglio invece un 47enne è stato gambizzato al villaggio Sant'Agata. 20 anni a Carmelo Di Stefano e Roberto Campisi, ritenuti rispettivamente il capo dei Cursoti e uno degli uomini più fidati del boss dei milanesi. 10 anni e 8 mesi per i 3 pentiti Carmelo Martino Sanfilippo, Michael Sanfilippo e Davide Agatino Scuderi. Sono le decisioni del processo Centauri a conclusione dell'inchiesta che ha permesso di individuare i protagonisti dello scontro armato tra Cursoti milanesi e uomini del clan Cappello durante il micidiale conflitto a fuoco in viale Grimaldi dell'8 agosto 2020 in cui vi furono 2 morti e 6 feriti. La Corte d'Assise, presieduta da Maria Pia Urso, ha invece emesso un verdetto assolutorio per Angelo Condorelli, Emilio Cangemi, Giovanni Nicolosi, Rosario Viglianesi e Salvatore Chisari. L'accusa in aula è stata sostenuta dal procuratore aggiunto Ignazio Fonso e dal PM Alessandro Sorrentino. E cambiamo decisamente argomento, ci spostiamo a Gela dove proseguono le celebrazioni per l'80° anniversario dello sbarco alleato in Sicilia durante la Seconda Guerra Mondiale. Il primo momento di ricordo è stata la deposizione di una corona commemorativa ai piedi del monumento ai caduti e poi la cerimonia di Ponte di Rillo dove il 10 luglio del 1943 si svolse la battaglia di Gela. Ci racconta tutto Gerry Italia. Truppe americane ed italiane di nuovo insieme 80 anni dopo sul lungomare di Gela per commemorare l'anniversario dello sbarco alleato. Quest'anno saranno tantissimi i momenti che accompagneranno i gelesi in un lungo viaggio nella memoria di quei giorni del luglio del 43 quando Gela si trasformò in un crocevia per la storia. L'operazione Husky, come venne chiamata in codice, fu una colossale manovra militare che segnò l'inizio della campagna d'Italia e fu anche il primo passo della penetrazione alleata nel continente europeo. Il primo intenso momento di ricordo con la deposizione di una corona commemorativa ai piedi della pietra monumento in ricordo dei caduti di tutte le guerre, posta a pochi metri dal pontile simbolo della notte dello sbarco. Presenti alla cerimonia tutte le autorità civili e militari, oltre che una delegazione della US Navy, che nell'occasione ha voluto ricordare l'importanza storica del giorno che cambiò il corso della Seconda Guerra Mondiale. L'importanza di oggi è l'eroismo di quelli che hanno combattuto per difendere questi valori e quello che loro potranno fare nel futuro per preservare questi valori. Soprattutto è importante che questo venga fatto in questa città da cui è partito tutto. Io penso che questi valori di democrazia siano eterni e che gli uomini devono essere pronti a combattere per preservare questi valori. A mezzogiorno il classico roll call a Ponte di Rillo, l'appello dei 39 soldati statunitensi morti in quella che fu una battaglia storica della Seconda Guerra Mondiale, alla presenza di Helen Patton, la nipote del celebre generale George Patton che il 10 luglio guidò lo sbarco delle truppe alleate.
When you said one of the heroes. Per me è un onore essere qui per onorare tutti coloro che hanno partecipato a questa guerra, le vittime, coloro che hanno partecipato a questo evento così terribile. La cerimonia si è conclusa con il concerto della banda musicale della NATO. Sciopero nazionale dei metalmeccanici indetto da FIOM, FIM e WILM, le sigle della CGIL, CISL e UIL. A Milazzo nel Messinese si è svolto il corteo delle tute blu che chiedono investimenti e lo stop agli appalti selvaggi. Francesco Triolo. Chiedono investimenti e piani industriali, meno precarietà, lo stop ad appalti selvaggi e al dumping contrattuale. Queste le motivazioni alla base di uno sciopero nazionale di 4 ore dei lavoratori metalmeccanici indetto da FIOM CGIL, FIM CIS e WILM WIL, che sul territorio messinese però è stato allargato a tutta la giornata. A Milazzo, territorio in cui insistono la raffineria mediterranea, le acciaierie Duferdo, la centrale A2A e tante altre piccole industrie, i sindacati hanno portato in piazza alcune centinaia di lavoratori per un corteo che nella città del Capo non si vedeva dal 2009. A livello nazionale i sindacati chiedono una piattaforma rivendicativa che punta alla soluzione per le crisi aperte e una transizione energetica sostenibile sul piano ambientale e sociale. Qui l'obiettivo è l'apertura di un tavolo in prefettura per governare da vicino questi processi. In bilico ci sono migliaia di posti di lavoro tra diretto ed indotto, oltre 10.000 operai metalmeccanici interessati. L'industria nel nostro territorio è stata defraudata di pezzi di storia, come dalla cantieristica navale alla centrale Enel, che oggi si chiama A2A, all'acciaieria, quindi abbiamo diverse criticità che ci portano a manifestare e a far sentire la nostra voce ancora più forte. Perché la crisi in questo territorio è gravissima e poi perché non esiste un piano industriale né per l'acciaieria né per la A2A e in parte anche per la RAM rispetto a come si attrezza per affrontare la transizione energetica. Qui occorre un piano di investimenti certo, con le ricadute occupazionali certe, per dare una prospettiva a un territorio che ha pagato un prezzo molto alto per questi impianti. Politiche nuove per una transizione sostenibile, non solo sul punto di vista ambientale, ma anche sul punto di vista sociale, industriale e culturale. Quindi abbiamo la necessità che il governo metta in atto una politica per la transizione industriale. Ma non solo il governo, anche l'Europa. Il corteo, partito dalla raffineria di Milazzo, ha percorso tutto il lungomare sino al porto e poi nel piazzale davanti al comune, perché secondo i sindacati anche le istituzioni hanno un ruolo determinante nel pretendere investimenti e una transizione energetica ed ambientale sostenibile anche dal punto di vista occupazionale. E restiamo in zona Messina. È terminata l'emergenza acqua in centro dopo la contaminazione dovuta ad una perdita di gasolio. Acqua quindi che torna potabile, ma sono pronte 2 ordinanze per evitare che tutto questo riaccada. Per il comune di Messina l'emergenza acqua è conclusa, a dirlo in conferenza stampa è stato il sindaco Basile. L'acqua torna quindi potabile dopo che i risultati degli esami delle scorse settimane in diversi punti hanno evidenziato come i parametri siano ritornati nella norma, conformi a quelli che erano prima dell'inquinamento. L'emergenza acqua era nata dall'inquinamento di una parte della conduttura del centro città dovuta ad idrocarburi che poi sondaggi di AMAM hanno scoperto derivasse da una vecchia cisterna per riscaldamenti in disuso di un palazzo sulla via Principe Umberto. Se dopo un mese tornerà la potabilità della zona interessata, i riflettori non sembrano però destinati ad abbassarsi. È pensabile che sotto il nostro territorio ci siano cose che neanche noi conosciamo, quindi siamo riusciti in un mese, grazie al lavoro puntuale della società, a individuare, circoscrivere e oggi risolvere il problema. Da domani la città tornerà alla normalità. Dobbiamo stare tutti un po' più attenti e quindi ho già annunciato che farò un'ordinanza specifica, ancorché prevista dalla legge, affinché tutti i proprietari di condomini facciano un censimento puntuale dei serbatoi che, ancorché dismessi, devono essere stati dismessi in sicurezza. È impensabile che ci sia ancora gasolio dopo chissà quanti anni. Il Comune infatti emetterà 2 ordinanze, una di ritorno alla normalità che abrogherà le altre che vietavano il consumo dell'acqua ed uno rivolta ai condomini e agli amministratori per un censimento delle cisterne di gasolio dismesse.
È scattato a Bronte, in provincia di Catania, un piano di ricerca coordinato dalla prefettura per uno statunitense di 55 anni, James Thomas Mattina, che è stato visto l'ultima volta in paese alle 21:35 del 7 luglio scorso. L'uomo, alto 1,75 m, calvo e con una folta barba non curata, indossava una maglietta scura a maniche corte, pantaloncini grigi, scarpe da ginnastica e aveva al seguito una felpa Nike di colore blu. Alle ricerche prendono parte i vigili del fuoco, i carabinieri, la Guardia di Finanza, il Corpo Forestale e i volontari della Protezione Civile e la Polizia locale. La zona battuta dalle ricerche è quella di Bronte, dove c'è stato l'ultimo avvistamento e dove c'è stato altresì il sorvolo di un elicottero dei Vigili del Fuoco. In caso di notizie si prega di informare i carabinieri di Paternò al numero 095 84 2777. Adesso c'è la pubblicità, poi torniamo per parlare di una maturità record. Ed eccoci di rientro dalla pubblicità, parliamo di una maturità record. In Sicilia c'è una studentessa prodigio, da poco 18enne, è originaria di Serra di Falco nel Nisseno e si è diplomata in anticipo, in 4 anni, con il massimo dei voti al liceo scientifico Antonino Sciascia di Canicattì in provincia di Agrigento. Sentiamo Davide Sardo. Lei si chiama Nicole Insalaco, è nativa di Serra di Falco in provincia di Caltanissetta, ha da poco compiuto 18 anni, frequenta il 4º anno del liceo scientifico Antonino Sciascia di Canicattì e ha conseguito la maturità con il massimo della votazione, 100 su 100. Al termine del 4º anno la studentessa prodigio è stata ammessa per meriti speciali, la prima in Sicilia, a sostenere gli esami di Stato conclusivi della secondaria di secondo grado, superandoli brillantemente. La prova orale si è conclusa tra i complimenti degli insegnanti e l'ovazione dei compagni di classe. L'esame di maturità è stata una bellissima esperienza. Sicuramente è stato un po' strano, un po' particolare non aver affrontato l'ansia, quell'adrenalina la notte prima degli esami, delle prove scritte insieme ai miei compagni che mi hanno accompagnato in questo intero percorso. Non ho fatto nulla di eccezionale, di così straordinario, sicuramente ho studiato, ma con impegno, determinazione e costanza chiunque potrebbe riuscire a raggiungere questo obiettivo molto importante. Quale messaggio ti senti di rivolgere ai tuoi compagni che il prossimo anno sosterranno la maturità? Io vorrei fare un grande in bocca al lupo ai miei compagni e li invito a studiare tutto l'anno, a impegnarsi come hanno sempre fatto. La possibilità dell'accesso alla maturità per meriti speciali è prevista per gli studenti che hanno una media di voti superiore al 9 e Nicole è andata oltre perché è stata ammessa con tutti 10. Siamo orgogliosi tantissimo, li potete immaginare, perché il suo successo è anche il nostro successo, soprattutto per aver trovato quell'intesa giusta per accompagnare, per guidare la ragazza a questo obiettivo. Le soddisfazioni per Nicole Insalaco, figlia di un funzionario di polizia alla questura di Caltanissetta, non finiscono qui. Ha da sempre avuto la passione per la musica e la prossima settimana prenderà la laurea in violino al Conservatorio Alessandro Scarlatti di Palermo a conclusione del suo percorso di studi. Complimenti anche da parte nostra a Nicole Insalaco. Estate, cambiamo argomento, è tempo, come si sa, di gelati, che però quest'anno sono più salati. Non ci riferiamo agli ingredienti, ma al costo, che rispetto al 2022 è aumentato in Italia del 23%, in Sicilia solo, e si fa per dire, del 15%. Ma nonostante i rincari, come si fa a dire no a un cono rinfrescante? Francesco Aloi. Gelato al cioccolato, dolce un po' salato. Gelato un po' salato? Sì, se pensiamo al costo. Rispetto allo scorso anno in Italia è aumentato del 23%. E quanto emerge da un'analisi di Coldiretti su dati Istat. Rispetto alla media nazionale non abbiamo fatto quell'aumento che c'è stato. Tant'è vero che in Sicilia ci attestiamo intorno al 10-15% massimo, dipende dalle città. Palermo è la città dove il gelato costa di più. Enna invece sta nella parte opposta della classifica.
Sul rincaro pesano l'impennata dei costi di energia e materie prime. Uova, latte e zucchero si sentono non solo nel gusto ma anche nel portafoglio. Il costo energia pare che purtroppo ora stia andando per aumentare. Giornalmente abbiamo tantissimi clienti che hanno voglia di prendersi un gelato per rinfrescarsi, mangiare con una brioche bella piena con il gelato a pranzo. Gelato è sinonimo di estate, insieme alla colonnina di mercurio schizza su anche il consumo di questa bontà. Poi con la brioche è proprio tipico della Sicilia, bisogna provarlo. È buonissimo, è fresco, in una città come la nostra che è sempre così calda non possiamo fare a meno. Penso che sia un po' il periodo, l'inflazione, tutto quanto, però alla fine con il caldo è obbligatorio il gelato, dai. I siciliani preferiscono quello artigianale, pistacchio, cassata o cannolo per gustare la trinacria. Un rinfresco per il palato, ma come raccomandano gli esperti, senza farne abuso. Dobbiamo stare molto attenti, il nostro rapporto deve essere molto preciso col gelato. Un gelato al giorno, nel pomeriggio va bene, ma non sostituisce né pranzo né cena e non è la cosa più salutista che noi possiamo avere, tranne quando mangiamo soltanto un gelato alla frutta. Ad un cono così, impossibile resistere. Il tempo di un gelato, allora c'è la pubblicità adesso, torniamo subito dopo per parlare di calcio. Ed eccoci di rientro dalla pubblicità, parliamo di calcio. Palermo in Trentino per il ritiro precampionato, la squadra suda, la dirigenza invece continua la campagna acquisti per una stagione che si vuole ricca di ambizioni. A breve sarà ufficiale anche l'ingaggio di Roberto Insigne. Marco Gullà. Le prime indicazioni che arrivano dal secondo giorno di ritiro del Palermo in Trentino è che Eugenio Corini sembra voler puntare sul 4-3-3 e che la squadra dovrà comunque adottare un abito camaleontico, cambiando modulo anche a gara in corso. Rosanero che sudano e lavorano a ronzone. L'obiettivo, come ha dichiarato lo stesso allenatore, è la promozione in Serie A, senza giri di parole. Per me è stato importante anche dal punto di vista proprio della proprietà capire cosa vuol dire lavorare a Palermo. C'è la volontà di alzare il nostro potenziale, di lottare, ambire a un traguardo molto prestigioso che noi tutti vogliamo raggiungere e di conseguenza quest'anno sicuramente le potenzialità per essere più competitivi ci saranno messe a disposizione. La nostra capacità, la mia capacità sarà far sì che tutto questo venga fatto rendere al meglio per fare un campionato il migliore possibile, per essere competitivi al meglio. Il Palermo non gioca quindi a carte coperte, la campagna acquisti fino adesso è un'assoluta candidatura alla promozione. Presi Lucioni, Ceccaroni, Vasic e Mancuso e a breve sarà ufficiale anche Roberto Insigne. Ma il mercato dei rosanero non finisce qui, piacciono anche Tremolada e Collocolo e per l'attacco continua a stuzzicare l'idea di Massimo Coda del Genoa. Finisce qui questa edizione del TG, il telegiornale torna più tardi, intanto vi auguro un buon proseguimento di mattinata e di giornata.